Amiche e amici di Sicilia Magazine, ben trovati e ben trovate. Oggi mi trovo al Teatro ABC per assistere alla rappresentazione teatrale I Viceré, trasposizione dell'opera sontuosa di De Roberto. Regia è di Guglielmo Ferro, sul palco 16 attori, tra cui Pippo Pattavina, poi scene da Colossal, musiche, insomma non perdiamo altro tempo, parliamo con i protagonisti. Recitare questo personaggio è un piacere estremo perché è un personaggio a tutto tondo, è un monaco che per caso è monaco perché tutto avrebbe voluto essere tranne che monaco. Quindi è un vizioso, è un puttaniere, uno che gioca a carte, uno che gioca al lotto, è uno che esce fuori il coltello e fa coltellate con le persone con cui viene a lite, quindi è un personaggio sinistro. Bellissimo però, come tutti i personaggi negativi che vanno interpretati in una certa maniera e che moltissimi primi attori si rifiutano di recitare. Perché? Perché sono convinti che non debbono lasciare di sé un'immagine cattiva, capito? Debbono essere sempre Robin Hood, sempre belli, buoni. Non diamo scandalo. Appunto, lo scandalo l'ha dato lui quando ha accettato il priorato. Ma è stato eletto. Ma che cosa dici? È eletto. Come diceva Sciascia quando parlava con mio padre, dice tu quando fai il mio romanzo in teatro diventi l'autore di questa cosa, per cui tradisci per rendermi giustizia, per cui bisogna tradire per rendere giustizia quando si traspone un romanzo. Credo che sia meritorio da parte dell'ABC prendersi un onere di questo genere e quindi ripercorrere la strada che aveva percorso il Teatro Stabile della nostra drammaturgia tanto tempo fa, rifare spettacoli con tanti attori e essere rappresentante di una cultura profonda come la nostra, che ha anche questi grandi romanzi come questo. Il Teatro ABC rappresenta un punto importante dello scenario teatrale catanese e penso che era doveroso da parte nostra mettere in scena questo capolavoro, ripeto, di Roberto I Viceré, con un maestro, con forse l'ultimo interprete che può portare in scena questo grande personaggio di Don Blasco, che è il maestro Pippo Pattavina. Niente di niente. Toccava a me quel posto. Zio, voi però dovete riconoscere che c'è vocazione e vocazione. Come sarebbe? È uno sforzo che l'ABC ha voluto fare per rendere alla città un lavoro che non si faceva da tantissimi anni, da qualche decennio, e che pochissimi credo che possono riuscire a farlo, visto il dispiego di energie che questo lavoro richiede. Che il mio corpo sia affidato ai reverendi padri cappuccini. Oggi vestita di verde speranza di assistere più spesso a questo tipo di rappresentazione teatrale, di vedere più spesso questa flotta di gente che entra a teatro e soprattutto speranza di vedervi presto. Alla prossima, Sicilia Magazine.